Buonasera a tutti. Si chiude questa sera, e sono certo che si chiuderà nel modo più degno, il breve ciclo di letture di grandi autori del passato a cui abbiamo voluto dare il titolo Le pagine cordiali, puntando l'accento sull'aggettivo cordiali, che vuol suggerire come sia possibile avvicinarsi alle grandi figure della nostra letteratura o della letteratura mondiale, aspettandoci da quei grandi un atteggiamento cordiale verso di noi, che richiede a sua volta una cordiale nostra disponibilità a ascoltarli, cioè con una partecipazione che in primo luogo si rivolge ai valori che la grande letteratura di ogni tempo ha saputo riconoscere, definire, trasmettere fino a noi. È il modo con cui intendiamo proporre, soprattutto ai giovani, questo rapporto cordiale, appunto, con la letteratura, è esemplificato dalla intonazione peculiare che le letture degli autori che abbiamo considerato in questo primo ciclo hanno inteso e intendono stasera proporre. Gli autori sono stati Rebora per il contemporaneo, Tasso e questa sera Dante, La vita nuova. Come vedete abbiamo seguito un percorso, per così dire, all'indietro, dal presente al passato, e non è stato a caso che si è voluto disporre così la serie degli incontri, proprio per suggerire questo dovere che abbiamo noi presenti, attuali, di risalire al passato, di ricordare, di rievocare, di ristabilire il contatto con le grandi pagine che troppo spesso la scuola mortifica con metodi di interpretazione fatti apposta per distogliere dalla lettura, da quella lettura cordiale, e scusate se insisto sull'aggettivo, che noi invece vogliamo suggerire, vogliamo raccomandare. A leggere La vita nuova di Dante è qui con noi stasera Stefano Carrai, socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, filologo insigne, che ha anche compiuto una esperienza di insegnamento universitario, se non proprio nel Veneto attuale, in quello che ci piace ancora chiamare Triveneto, a Trento, e che ora insegna letteratura italiana nell'Università di Siena. Quando ho pensato a lui, studioso appunto della letteratura italiana dei primi secoli, devo dire che non ho considerato soltanto i molti suoi scritti, le sue monografie di alto valore, da Dante al Pulci, e che non sto qui a enumerare. Ho considerato la singolare eleganza di questa circostanza che ci permette di ascoltare Dante stasera pronunziato esattamente, forse come, o quasi esattamente come Dante pronunziava, con il suo stesso accento, che è uno dei tanti elementi che contribuirà di certo, oltre alla dottrina naturalmente, e soprattutto la dottrina di Stefano Carrai, contribuirà certamente a rendere cordiale anche questo nostro incontro con il Dante della giovinezza. Stefano Carrai. Grazie molte, ringrazio veramente l'amico Manlio Pastore Stocchi, vicepresidente dell'Istituto,
e gli altri amici e consoci che hanno voluto farmi questo onore di affidarmi appunto la chiusura di questo breve ciclo delle pagine cordiali in uno spirito che diciamo mi trova pienamente concorde, quindi una lettura scevra da tecnicismi, da anche sofisticherie e accademismi a volte eccessivi e che spesso sono diciamo autoreferenziali, fini a se stessi. Spero di non deludervi anche nella pronuncia, perché credo di essere un fiorentino un po' sfiorentinizzato, ma insomma cercherò di fare del mio meglio anche da quel punto di vista. E se permettete mi siedo per maggiore comodità di gestione dei miei appunti. Allora, oggi la lettura si applica appunto a Dante, ma non al poema sommo, sublime, la commedia, o come siamo soliti ormai chiamarlo a partire dal Cinquecento in poi, la Divina Commedia, utilizzando questo aggettivo usato per la prima volta da Boccaccio, accanto al titolo dantesco, ovvero di commedia o commedia, e non la commedia che certamente nella sua grandezza ha finito un po' per diciamo mettere, se non proprio in ombra, ma certamente in secondo piano, la Vita Nova, commedia che appunto è uno degli universali della letteratura di ogni epoca e di ogni paese, di ogni lingua. Eppure io sono convinto, e lo ripeto spesso, che Dante sarebbe rimasto come un autore importante, anzi fondamentale, nella letteratura non solo italiana, ma guardando al Medioevo nella letteratura, diciamo, europea, anche se avesse scritto soltanto la Vita Nova. E questo perché la Vita Nova è un testo di straordinaria potenza innovativa, di originalità tale che forse a volte è vero a noi sfugge, ma certamente nel panorama della fine del 200 doveva risaltare in tutta la sua grande novità. La Vita Nova, intanto, bisogna dire che è l'opera giovanile di Dante, nel senso che è, non che Dante non avesse scritto niente prima, ma prima aveva scritto, come accadeva allora, vero, rime varie, rime sciolte. La Vita Nova è il primo libro, il libro con il quale Dante si presenta sulla scena letteraria, è il libro d'esordio, un'opera complessa che però noi diciamo giovanile, ed è così, ma certamente è l'opera di un Dante circa trentenne. La datazione infatti è approssimativa per forza di cose, non abbiamo documenti, appigli evidenti, ma bastano quelli che abbiamo per dire che è stata composta, messa insieme, diciamo fra il 1292-93 e il 1295, quindi un Dante circa trentenne. L'importanza di questo testo risulta già dalla sua forma. Si tratta di un prosimetro. Che cosa vuol dire? Cioè è un testo misto di prosa e di poesia. Un incrocio continuo, vero, tra prose e poesie che certamente aveva all'epoca di Dante una lunga tradizione, ma tutta in latino. Dall'epoca tardoantica, vero, di Marziano Capella, di Boezio, fino a testi medievali che Dante senz'altro poteva conoscere e credo anche che conoscesse, come quelli di Alano da Lilla. Però la Vita Nova è il primo prosimetro, quindi questa forma, vero, questo incrocio tra prosa e poesia è il primo nella letteratura italiana.
E certamente, anche se c'è qualche altro esempio medievale, ad esempio nella letteratura francese, ma è certamente il Prosimetro di maggior impegno, di maggior spessore. È un'opera appunto molto complessa, la sua importanza però credo che emerga anche se non soprattutto, almeno dal mio punto di vista, per il rapporto proprio con la commedia. Tornerò su questo più avanti, ma intanto voglio anticipare subito che noi leggiamo la commedia, l'abbiamo letta tutti a scuola, come un poema del tutto autonomo, e in effetti lo è. Però Dante presupponeva che il suo lettore conoscesse già la vicenda della vita nuova. Quando nel secondo canto dell'Inferno Beatrice viene in scena, Dante non presenta al suo lettore Beatrice, non dice chi è, dà per scontato che il lettore conosca già il personaggio. E badate bene, i due personaggi principali, Dante e Beatrice, sono gli stessi che agivano sulla scena della vita nuova. Quindi non voglio dire che la commedia costituisce, diciamo, il seguito della vita nuova, che sarebbe cosa che farebbe sorridere, ma certamente le due opere nella mente di Dante, di questo sono assolutamente convinto, costituivano, prendendo a prestito un termine dalla storia dell'arte, una sorta di dittico, cioè si implicano a vicenda, sono autonome ovviamente, ma si implicano a vicenda e spero di potervelo mostrare almeno in parte. Cominciamo a vedere come Dante stesso presenta il suo testo. Questo che vedete, che ora leggeremo, è l'inizio, l'esordio della vita nuova, dove Dante spiega al lettore cosa troverà nel prosieguo. Dice: in quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la qual dice Incipit Vita Nova, sotto la quale io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento da semprarle in questo libello, e se non tutte, almeno la loro sentenzia. Questo testo, come gli altri che leggerò più avanti, sono tratti dalla mia edizione della Vita Nuova del 2009, quindi ci sarà qualche lieve variante rispetto alle altre edizioni correnti. Non sto a entrare in questioni filologiche e quindi non spiego perché. Focalizziamo l'attenzione su questo esordio così chiaro e così incisivo. Dante dice in pratica al lettore che ripescherà nella propria memoria la storia, vero, della propria vita giovanile. Almeno quell'incipit vita nova si può intendere, quel nova si può intendere anche nell'accezione di giovanile, si può intendere anche nell'accezione di vita rinnovata spiritualmente, vita del rinnovamento spirituale, ma i due significati non sono necessariamente in alternativa, l'uno con l'altro, sono perfettamente coerenti l'un con l'altro e quindi possono benissimo convivere, essere compresenti. Nel libro della memoria, secondo una metafora molto diffusa, il libro della natura, il libro della vita, eccetera, nel libro della memoria Dante quindi andrà a pescare questi ricordi nel quello che noi chiameremo il primo capitolo, prima del quale c'è poco da leggere, dice Dante, perché non ci sono ricordi, no? E in questo primo capitolo del libro della memoria, quindi, ritrova le parole. Le parole per antonomasia sono, per un poeta, le parole poetiche, cioè le poesie, le rime.
le quali è mio intendimento da semprarle. Quindi il proposito del libro è di trascrivere, di copiare nel libello, notate il rapporto fra libro della memoria e libello scritto, il libello, il libretto della Vita Nuova, rappresenta, diciamo, il condensato, il precipitato di questo recupero memoriale. Assemprarle significa proprio letteralmente copiarle, trascriverle. Però la parte forse più interessante di questo breve brano iniziale è quello che segue, e se non tutte, almeno la loro sentenza. Cioè Dante con questa brevissima, concisa aggiunta ci spiega che il lettore si trova di fronte ad un'antologia, ad una, diciamo, autoantologia, quindi ad una scelta fatta dall'autore di queste rime giovanili, se non tutte, no? Però di quelle che non sono scelte, che non sono assemprate, cioè trascritte, si darà comunque almeno la loro sentenza. Cosa vuol dire? Il contenuto. Sentenza qui significa contenuto, vero? E quindi vuol dire che le lacune determinate, no, dalle non scelte verranno colmate dai brani in prosa. Allora qui abbiamo già di fronte una sorta di radiografia del testo della Vita Nuova. Perché è chiaro che la prosa ha la funzione di colmare le lacune, diremmo così, narrative e determinate dalla mancanza di certe poesie che Dante non ritiene di dover scegliere. Quindi è chiaro che mentre la poesia rappresenta il momento, diciamo così, di sospensione, di astrazione lirica, la prosa ha prima di tutto la funzione di tirare avanti il racconto, la narrazione. Ma siccome appunto quest'opera non è così semplice, ma è anzi piuttosto complessa, la prosa assolverà a vari altri compiti, a varie altre funzioni. Oltre a appunto l'aspetto del narrare, raccontando quelle che Dante chiama le ragioni, noi diremmo montalianamente le occasioni, cioè diciamo il contesto, la situazione delle singole poesie, oltre quindi a raccontare questo per colmare i vuoti narrativi, c'è anche una funzione evidentemente di autocommento, vero? E la funzione di autocommento è svolta sì in parte dalla prosa in senso generale, ma ci sono anche delle brevi parti in prosa che hanno una funzione proprio tecnica di commento alla maniera medievale, quelle che Dante chiama le divisioni, cioè sono come delle scomposizioni del testo, delle analisi brevi ma molto nitide, molto schematiche della struttura delle singole poesie, secondo quello che avveniva poi nella scuola universitaria medievale. E tant'è che queste piccole parti più tecniche di proprio individuazione di una struttura precisa nel testo poetico, Boccaccio, quando copiò nel suo codice, oggi conservato alla Biblioteca Capitolare di Toledo, copiò la Vita Nuova, scorporò, mise sui margini queste divisioni, avvertendo il lettore, vero, con una breve nota, dicendo che secondo lui quello non era veramente testo, ma era quello che noi oggi chiameremo paratesto, cioè proprio commento preciso in senso tecnico. Quindi vedete un testo abbastanza articolato e complesso. Ma articolato e complesso anche dal punto di vista del contenuto, della storia raccontata, perché noi siamo abituati a sentir dire, a leggere anche nei manuali scolastici e non, anche universitari voglio dire, di
storia della letteratura italiana che la Vita Nuova racconta l'amore giovanile di Dante per Beatrice. E questo è verissimo, però è una verità, come accade, parziale, perché questo c'è, ma non c'è solo questo. E per giunta, prima di dire cosa si intreccia nel racconto con la storia dell'amore, bisogna dire anche che questo amore è presentato non come una vicenda, e d'altra parte Dante non avrebbe potuto, e nessun autore medievale avrebbe potuto presentare una storia come puramente privata, personale. No, la storia individuale viene presentata come qualcosa di esemplare, di universale, valido per tutti. Vero? E a sottolineare questo, ad esempio, c'è l'insistenza sulla numerologia, sul numero 9. Beatrice è un miracolo. Quindi è sì una donna precisa, ma è anche un essere che mette in comunicazione la terra con il soprannaturale, è un miracolo e pertanto il suo numero è il numero 9, perché è il numero perfetto, 3x3, e il 9 ricorre, diciamo, punteggia, questo racconto quasi costantemente, non a caso, fin dall'inizio. La prima volta che Dante vede Beatrice lui ha 9 anni e subito divampa la passione. La seconda volta, quando la rivede, ne sono trascorsi ancora 9, quindi ha 18 anni e così via. Il 9 ritorna molto spesso. Quindi è certamente anche la storia di questo amore giovanile che costituisce poi il presupposto di quell'amore, che ancora agirà sulla scena della commedia, un amore però lì tutto spirituale, solo un amore dell'anima. Ma non c'è solo questo, c'è anche il racconto di una evoluzione poetica, stilistica. Nella poesia che tra un attimo leggeremo, Dante sintetizza una nuova teoria dell'amore, ma anche della poesia d'amore. È ciò che noi tutti siamo abituati a chiamare dolce stil novo. Perché quando Dante nel 24esimo del Purgatorio immagina di incontrare l'anima di Bonagiunta Orbicciani, grande maestro della vecchia scuola poetica toscana, immagina anche di farsi dire da Bonagiunta: ma sei proprio tu quello che ha rinnovato la poesia d'amore, che trasse fuori le 9 rime, cominciando donne c'avete intelletto d'amore. E cita l'incipit preciso della canzone che leggeremo tra poco e che è veramente un punto focale di questo libro, proprio perché il punto d'arrivo è di questa evoluzione di una poesia e della teoria d'amore che sta dietro. La formula dolce stil novo viene fatta pronunciare da Bonagiunta stesso, perché appunto dice a Dante che lui è il notaio, cioè Giacomo d'Allentini in rappresentanza dei poeti siciliani, e Guittone, altro grande maestro della vecchia scuola toscana, sono rimasti di qua dal dolce stil novo chiodo, dice, chiodo. Nella Vita Nuova questa grande innovazione, diciamo pure rivoluzione stilistica, non viene detta dolce stil nuovo, viene detta forse più propriamente, lo vedremo, stilo della lode. Perché il racconto è andato avanti in questo modo. Dante inizialmente si presenta sulla scena come il perfetto amante cortese che deve celare, ovvero proteggere il suo vero amore, e quindi si sceglie prima una poi un'altra donna dello schermo, finge di amare queste due donne perché i pettegoli, ovvero quelli che dicono male, non si accorgano che lui è innamorato di Beatrice. Ma verso la seconda donna dello schermo Dante usa delle attenzioni che Beatrice, che è
la virtù in persona, la perfezione cortese, giudica eccessive. Insomma, noi oggi forse potremmo dire che sono attenzioni che insomma compromettono la reputazione di questa donna, e quindi, sdegnata contro Dante, gli toglie il saluto, cioè toglie a Dante l'unica gioia che aveva, il saluto di Beatrice. A quel punto Dante comincia a sbiancare, a sentirsi mancare quando vede Beatrice, che non lo degna neanche di uno sguardo, e viene sbeffeggiato dalle altre donne. E una più, diciamo, sfrontata gli chiede apertamente: ma come mai tu soffri per questa donna che non ti ha tolto il saluto e non ti guarda neppure? E lui allora, questo è semplice innesco, vero, della teoria nuova e rivoluzionaria, dove appunto Dante spiega, prima in prosa e poi vedremo nella poesia, spiega che il suo è un amore di conio totalmente nuovo, inusitato. Cioè non è più la vecchia forma di amore, di filosofia dell'amore, di tipo feudale, dei siciliani e dei loro primi seguaci in Toscana, dove l'amante, vero, svolgeva una sorta di servizio amoroso, paragonabile a quello del vassallo nei confronti del feudatario, e quindi diceva: beh, io, vero, sono tuo innamorato, ti servo lealmente, ma tu mi devi ricambiare. Con questa forma, diciamo, meccanica quasi di concezione dell'amore, Dante no, dice: il mio amore si accontenta, si appaga tutto semplicemente nell'elogio della mia donna. Ecco lo stile della lode, no? Senza pretendere niente in cambio, un elogio disinteressato. E a questo punto ecco che si inserisce nel testo questa canzone celeberrima, e credo giustamente, che ora leggiamo. Leggerò strofa dopo strofa perché la canzone è un po' complessa e farò delle piccole chiose. Donne c'avete intelletto d'amore, io vo con voi della mia donna dire, non per ch'io creda sua laude finire, ma ragionar per isfogar la mente. Io dico che, pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che s'io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorar la gente. E io non vo parlare sì altamente ch'io divenissi per temenza vile, ma tratterò del suo stato gentile, a rispetto di lei, leggeramente, donne e donzelle amorose con voi, che non è cosa da parlarne altrui. Questa prima stanza è un vero e proprio prologo. Un prologo in cui Dante individua subito, in maniera molto nitida, il pubblico a cui si rivolge. Le donne. È un pubblico femminile. È un pubblico femminile per la prima volta. Pensiamo poi allo sviluppo che questo avrà, pensiamo solo al Decameron. È un pubblico femminile, ma non è un pubblico femminile qualsiasi, naturalmente. È un pubblico femminile che si intende d'amore. Cosa vuol dire? Donne esperte nella teoria dell'amore, donne che sanno giudicare, che sanno valutare le questioni, i problemi, vero, connessi alla filosofia dell'amore. Sono queste, vero, le destinatarie del messaggio di Dante, e oltre a questo referente, il prologo individua anche, diciamo, un livello stilistico. Dante dice che non vuole parlare sì altamente, che possa temere addirittura, vero, di non riuscire, chi divenissi per temenza vile, quindi di non riuscire a tenere uno stile troppo alto. No, parlerà leggeramente rispetto al valore sublime di questa donna, quindi in maniera, certo, più tenue, più lieve, ma appunto solo pensando a questo pubblico che veramente può capire le sue parole. Vediamo la seconda stanza. La seconda stanza ci porta subito in un contesto paradisiaco e ci presenta, direi, una sorta di
di scena teatrale, di piccola scena teatrale. Angelo clama in divino intelletto e dice: Sire, nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che infin quassù risplende. Lo cielo, che non ha altro difetto che d'aver lei, al suo Signor la chiede, e ciascun santo ne grida merzede. Sola pietà nostra parte difende, che parla Dio, che di Madonna intende. Diletti miei, or sofferite in pace che vostra speme sia, quanto mi piace, là dove alcun che perder lei s'attende, e dirà nell'inferno: o malnati, io vidi la speranza de beati. Vi dicevo un piccolo dramma, vero, situato in paradiso, perché Angelo sta per gli angeli, vero? Reclamano, anzi si lamentano propriamente, chiedendo a Dio, vero, di avere Beatrice, perché lo splendore che emana dall'anima di Beatrice giunge fino al cielo, vero? E allora il paradiso, il cielo, a cui non manca nient'altro che di avere proprio quest'anima splendida, la chiede a Dio, chiede che la faccia salire al cielo, ma è soltanto il senso di pietà difende le ragioni dell'umanità. Dio però placa gli ardori, diciamo così, dei santi e dice che la lascino rimanere sulla terra fin tanto che piacerà appunto al volere suo di Dio. Sulla terra, là dove c'è qualcuno, e questo alcun, vero, è ambiguo, si riferisce a Dante o all'umanità, non saprei. Comunque, chi sta sulla terra la perderà, è destinato a perdere l'anima di Beatrice, perché l'anima di Beatrice salirà in cielo quando piacerà a Dio. E allora poi, andando all'inferno, potranno dire ai dannati che incontreranno, alle anime dannate che incontreranno, di aver visto la speranza, nel senso di oggetto del desiderio, vero, dei beati. E notate questo diletti miei e malnati, questa contrapposizione, vero, fra beati e dannati, che replica, diciamo, la contrapposizione della scena del giudizio finale nella valle di Giosafat, ma ora non fermiamoci su questi dettagli. Passiamo alla terza stanza, adesso procederò un po' più speditamente. Madonna è disiata in sommo cielo, or voi di sua virtù farvi sapere. Dico, qual vuol gentil donna parere, vada con lei, che quando va per via gitta nei cor villani amore un gelo, perché ogni lor pensiero agghiaccia e pere, e qual soffrisse di starla a vedere diverria nobil cosa o si morria. E quando trova alcun che degno sia di veder lei, quei prova sua vertute che gli avvien ciò che gli dona in salute, e si l'umilia ch'ogni offesa obblia. Ancor l'ha Dio per maggior grazia dato, che non può il mal finir chi l'ha parlato. Qui è cominciata la lode vera e propria. Qui nella terza stanza abbiamo l'elogio delle virtù morali, diciamo così, di Beatrice. Non mi soffermo sui dettagli. Vediamo come nella quarta stanza ci sia invece l'elogio della bellezza, vero? Dopo la bellezza interiore, la bellezza esteriore. Dice di lei amor, cosa mortale come esser può, si adorna, cioè provenzalmente bella, e si pura. Poi la riguarda e fra se stesso giura che Dio ne intenda di far cosa nuova, cioè straordinaria, inusitata. Color di perle ha quasi, in forma quale convene a donna aver, non for misura, ella è quanto de ben può far natura, per esempio di lei bieltà si prova, è il campione, Beatrice è il campione su cui si misura la bellezza muliebre.
Degli occhi suoi, come che la limova, escono spirti d'amore infiammati che feron gli occhi a qual che a lor l'aguati e passan sì che il cor ciascun retrova. Voi le vedete amor pinto nel viso, là ove non pote alcun mirarla fiso. Con la teoria medievale dell'amore che passa attraverso gli occhi, no? Cupido scaglia le proprie fecce dagli occhi della donna che poi passano attraverso gli occhi di chi la guarda e se ne innamora e appunto poi scendono giù nel cuore dell'innamorato e piantano, l'amore pianta le sue radici nel cuore. E vediamo l'ultima stanza che tecnicamente è il congedo, cioè il finale in cui il poeta licenzia la sua poesia, la sua canzone, mandandola nel mondo a farsi leggere. E dice: canzone, io so che tu girai parlando a donne assai quando io t'avrò avanzata, cioè ti avrò lasciata andare. Or t'ammonisco perché io t'ho allevata per figliola d'amor giovane e piana, che là ove giugni tu diche pregando, insegnatemi giro, che io son mandata a quella di cui loda io so adornata. E se non vuoli andar, siccome vana, non restare ove sia gente villana. Ingegnati, se puoi, d'esser palese solo con donne o con uomo cortese, che ti menranno là, cioè a Beatrice, per via Tostana, rapidamente. Tu troverai amor con esso lei, raccomandami a lui come tu dei. Il finale è una classica formula epistolare di raccomandazione, che la canzone di richiesta di raccomandazione che la canzone deve portare all'amore in persona. Ma vedete questo stile della lode? La canzone deve dire a chi incontra, purché siano persone non villane ma cortesi, quindi ben addentro, all'educazione amorosa dell'epoca, deve chiedere la strada perché è inviata a Beatrice, a colei di cui loda, della cui lode è adornata. Quindi è una canzone di lode. Si capiva già dalle due precedenti stanze, ma il congedo lo esplicita ancora di più. È la canzone in cui questo stile della lode nuovissimo, della lode disinteressata, fa le sue prove più alte. E dopo questa canzone Dante inserisce poesie appunto di nuovo stile, anzi diciamo meglio stilnovistiche, sonetti. Ma ho detto che la Vita Nuova è il racconto di un amore, che è il racconto di una scoperta, di una nuova poetica. Non basta. C'è un terzo filo narrativo che si intreccia con questi due, ed è un filo lugubre, luttuoso. È il racconto di una morte, è il racconto della morte di Beatrice. Morte che appunto è una morte reale, vero? Beatrice morì nel 1290, ma è una morte che nel racconto della Vita Nuova viene funzionalizzata a cosa? Alla sublimazione, si direbbe in termini freudiani, dell'amore in amore puramente spirituale. Dopo la morte di Beatrice, il corpo di Beatrice non esiste più e quindi l'amore del suo innamorato può essere finalmente, veramente amore cristiano. Perché l'amore del cristiano è lecito se si rivolge all'anima, non al corpo, che è cosa terrena e che non rimane. Ma l'anima, è ciò che è stato creato da Dio, e quindi amando l'anima di Beatrice, Dante è
un perfetto amante anche nel senso cristiano, vero? E questo tema luttuoso veramente non spunta come un fungo soltanto quando si parla effettivamente nel racconto della morte di Beatrice. In realtà Dante, da narratore, oltre che da poeta, naturalmente lo sappiamo, straordinario, scusate, ma anche da grande narratore, introduce questa nota lugubre fin da subito nel testo della Vita Nuova. Fin dall'inizio si può dire, quando muore una giovane amica di Beatrice e Dante scrive 2 sonetti per commemorarne la morte, per compiangerla. E poi più avanti muore il padre di Beatrice. E questo è un episodio che può sembrare marginale, ma non lo è. Non solo perché costituisce un'altra tappa di avvicinamento, ovvero al racconto, che poi non ci sarà mai, ma insomma diciamo al compianto per la morte di Beatrice, non solo, ma anche perché, insomma, Folco Portinari è un personaggio eminente nella Firenze dell'epoca, nella Firenze della fine del 200, il padre di Beatrice. Tant'è che Dante compone 2 sonetti, inserisce nella Vita Nuova 2 sonetti in cui immagina un dialogo fra se stesso, primo sonetto, e la risposta nel secondo sonetto delle donne che escono dalla casa del padre di Beatrice, quindi dalla casa di Beatrice, dalla casa in cui hanno, pianto la salma del padre di Beatrice, del padre di Beatrice. Quindi proprio a sottolineare, la morte di questo personaggio eminente per tanti motivi, anche per le sue opere di pietà. Folco Portinari, fondò un ospedale che tutt'oggi esiste a Firenze, l'ospedale di Santa Maria Nuova. Ma certo dal punto di vista della funzione narrativa questo tema della morte continua a riaffiorare, nel racconto, nel libro, e riaffiora poi, poco dopo la canzone che abbiamo appena letto, con un'altra canzone che non leggeremo, ma molto nota anche questa, e con naturalmente la prosa che la ingloba, la canzone Donna pietosa di Novella Etate. Perché qui Dante immagina di cadere ammalato, di avere la febbre alta, di delirare e di avere una visione. E in questa visione vede Beatrice morta. Quindi ha il presagio della morte di Beatrice, vede anche prodigi, come l'oscurarsi del cielo, come il terremoto, che ricordano naturalmente i prodigi che si verificano negli Vangeli al momento della morte di Cristo, perché Beatrice è Cristo, va bene? E quindi questo è di nuovo un altro momento in cui il tema lugubre, che è uno dei 3 temi portanti della narrazione, riaffiora. Dopodiché Dante, dicevo ancora in maniera veramente abilissima, da narratore provetto, introduce il momento della morte di Beatrice con uno stratagemma, con un espediente. Dopo questo episodio della malattia, Dante è guarito e ricomincia a scrivere quello che fa, poesie d'amore, naturalmente in questo stile nuovo, e comincia a scrivere una canzone, Amor che lungiamente mai menato, e scrive la prima stanza, la prima strofa. Poi arriva la notizia che è morta Beatrice e la canzone rimane interrotta. Lui non può naturalmente continuarla, non può completarla, e questa canzone rimane ferma lì alla prima stanza, proprio a dare al lettore l'impressione di una ferita brutale, violenta, questa morte di una giovane donna che arriva a creare questa frattura nel racconto e nella poesia. Dopodiché
Dante naturalmente scrive anche una lunga e elegantissima canzone di compianto per la morte di Beatrice, che ora leggiamo, perché questo è un altro punto focale proprio di questo racconto. La morte di Beatrice. Tecnicamente questa canzone è un pianto, planctus, vero? Si diceva nel Medioevo, o i provenzali chiamavano plagne, è proprio un pianto, nel senso che le parole veramente diventano lacrime. Questa la leggerò tutta di seguito, è meno complessa dell'altra. Gli occhi dolenti per pietà del core hanno di lagrimar sofferta pena, sicché per vinti, cioè stravinti, son remasi omai. Ora, si voglio sfogar lo dolore che a poco alla morte mi mena, convienemi parlar traendo guai. E perché mi ricorda che io parlai della mia donna mentre che vivea, donne gentili, volontier con voi, non vuoi parlare altrui, se no accor gentil che in donna sia, e discerò di lei piangendo, poi che sì neggita in ciel subitamente e ha lasciato amor meco, dolente. Ita né Beatrice in l'alto cielo, nel reame ove gli angeli hanno pace, e sta con loro, e voi, donne, allassate. Non la ci tolse qualità di gelo né di calore come l'altre face, ma solo fue sua gran benignitate, che luce della sua umilitate passò li cieli con tanta vertute che fe maravigliar l'eterno Sire, sicché dolce disire lo giunse di chiamar tanta salute e fella di quaggiù a sé venire, perché vedea che sta vita noiosa non era degna di sì gentil cosa. Partissi della sua bella persona, piena di grazia l'anima gentile, ed essi gloriosa in loco degno. Chi non la piange quando ne ragiona, core ha di pietra, sì malvagio e vile che entrar noi puote spirito benigno. Noè di cor villan sì alto ingegno che possa immaginar di lei alquanto, e però non gli ven di pianger doglia, ma ven trestizia e voglia di sospirare e di morir di pianto, e donne consolar l'anima spoglia, chi vede nel pensiero alcuna volta qual ella fue e come ella n'è tolta. Dannomi angoscia li sospiri forte, quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che mal cor diviso, e spesse fiate, pensando alla morte, vienemene un disio tanto soave che mi tramuta lo color nel viso, e quando immaginar mi vien ben fiso, giungemi tanta pena d'ogni parte, ch'io mi riscuoto per dolor chi sento, e sì fatto divento che dalle genti vergogna mi parte, poscia, piangendo, sol nel mio lamento chiamo Beatrice e dico, or sei tu morta, e mentre che la chiamo me conforta. Pianger di doglia e sospirar d'angoscia mi strugge il core ovunque sol mi trovo, sicché ne crescerebbe a chi m'audisse. E quale è stata la mia vita, poscia, che la mia donna andò nel secol novo, lingua Noè, che dicer lo sapesse. E però, donne mie, pur ch'io volesse, non vi saprei io dir ben quel ch'io sono, si mi fa travagliar la scerba vita, la quale è sì invilita che ognon par che mi dica io t'abbandono, veggendo la mia labbia tramortita. Ma qual ch'io sia, la mia donna il si vede, ed io ne spero ancor da lei merzede. Pietosa mia canzone,
or va piangendo e ritrova le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portar letizia. E tu, che sei figliola di trestizia, vatten disconsolata a star con elle. Allora, vedete intanto questo congedo dove si parla di sorelle. Questa canzone è sorella delle altre e in primis, vero, di quella che abbiamo letto poco fa, cioè Donne che avete intelletto d'amore. È una serie, Dante lo dice precisamente. Direi che coinvolge questo accenno non solo Donne che avete intelletto d'amore, ma forse anche Donna pietosa e di novella etate, come tre arcate, queste tre grandi canzoni che stanno al centro del libro, come tre arcate di un ponte, appunto, che va dall'inizio alla fine del racconto. Ma oltre a questo noi dobbiamo osservare il parallelismo strettissimo che c'è con la canzone che abbiamo appena letto. Guardate la seconda stanza, Itane e Beatrice nell'alto cielo. Avevamo visto anche precedentemente, la seconda stanza ci portava in paradiso con questo vero dialogo tra i beati, tra l'angelo e Dio, tra Dio e i beati. E poi un altro elemento su cui voglio richiamare la vostra attenzione è costituito dall'abbinamento vero, del verso 6, convienemi parlar traendo guai, e del verso 12, e dicerò di lei piangendo. Perché vorrei richiamare la vostra attenzione su questi due versi della prima stanza, 6 e 12? Perché entrambi esprimono questa idea di un parlare che è anche un piangere, di un parlare e piangere insieme, vero? Traendo guai significa semplicemente lamentarsi. Ma questo parlare piangendo voi lo ricorderete, ad esempio, nel lamento di Francesca, no? Dirò come colui che piange e dice, o anche all'inizio dell'episodio di Ugolino, no? Parlare e lamentar udrai insieme. Ma piangere e parlare, piangere e raccontare insieme, credo che sia formula che individua una marca stilistica ben precisa, quella dell'elegia. L'elegia è in fondo proprio questo, un racconto che è anche un pianto e che vuol commuovere, vuol far piangere anche, no? E questa è una canzone evidentemente squisitamente elegiaca, proprio perché il tema funebre è, almeno nel Medioevo, vero, uno dei temi, insomma, principali dell'elegia, l'elegia funebre. Ma questo stile elegiaco credo che non sia ristretto a questa canzone funebre, questa canzone di lutto. Credo che sia un marchio stilistico, vero, ben preciso di tutto il libro della Vita Nuova. Tutto il libro è intriso di parole, stilemi, ma anche, mette in scena situazioni patetiche che vogliono commuovere. Questo Dante che soffre continuamente, e anche tutta una serie, una costellazione di parole, piangere, lacrimare, soffrire, dolore, dolente e così via. Vedremo tra un attimo perché. Ma ora voglio introdurre molto rapidamente un altro elemento. Nel Medioevo, quando nei dizionari o nelle poetrie si spiega che cos'è l'elegia, si dice sempre che è lo stile dei miseri, cioè degli infelici. E Dante stesso recepisce questa nozione. No, nel De Vulgare Eloquentia non arriva a parlare dell'elegia, ma fa un accenno all'elegia e dice proprio che l'elegia è stilus miserorum, degli infelici, è la poesia degli infelici, che esprime l'infelicità, il dolore.
Ora, questa parola, diciamo questa famiglia lessicale legata a misero, miseria, è disseminata nella Vita Nuova. Vi faccio gli esempi. Già all'inizio, quando, lo spirito naturale parla a Dante, e gli parla in latino, proprio perché è espressione della filosofia naturale, gli dice «eu miser», cioè povero me, infelice me. E nella prosa introduttiva alla canzone Donna pietosa di Novella Aetate, di cui abbiamo parlato prima, Dante a un certo punto dice «Sì, cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria, tanta infelicità». Ma anche più avanti, quando c'è un parente di Beatrice, dopo la morte di lei, che gli chiede di comporre dei versi per commemorarla, anche qui, Dante parla della mia misera condizione. Può sembrare, no, un aggettivo come un altro. No, è un termine tecnico, proprio dell'infelicità e dell'elegia. E ancora, quando verso la fine c'è, un episodio molto toccante, Dante soffre per la morte di Beatrice e vede una giovane donna dalla finestra che ha pietà di lui e allora si sente un po' confortato, ma al tempo stesso questo sentirsi commiserato acuisce anche il dolore. Dante dice, con ciò sia cosa che quando li miseri veggono di loro compassione altrui, piuttosto si muovono a lagrimare. Ma anche qui miseri. E poi anche nella prosa introduttiva al sonetto L'amaro lagrimar, Dante si definisce proprio misero, ma non insisto. Quindi credo che la Vita Nuova sia da interpretare dal punto di vista stilistico proprio come un prosimetro di stile elegiaco sul modello di quel grande libro della tarda antichità, che Dante nel secondo trattato del Convivio ci dice essere stata fonte di consolazione per lui proprio dopo la morte di Beatrice. E nel secondo del Convivio dice che si era consolato della morte di Beatrice, quindi siamo a ridosso di quando ha cominciato a scrivere la Vita Nuova, si era consolato con 2 libri, il De Amicizia di Cicerone e il De Consolazione Filosofia di Boezio. Ma il testo di Boezio è per l'appunto un prosimetro, ed è un prosimetro che all'epoca di Dante si interpretava come testo tipicamente elegiaco, di stile elegiaco. Su questo non posso soffermarmi, però insomma fatemi credito di questo. Dunque, giunto a questo nuovo picco, sia pure funebre, il testo volge poi al suo termine. Un anno dopo, nel giorno esatto, a un anno di distanza dalla morte di Beatrice, Dante scrive un sonetto di anniversario per commemorare questa morte. Poi c'è l'episodio a cui vi accennavo prima, di questa donna che lo compatisce e che in qualche modo ravviva anche un sentimento amoroso nel protagonista. Ma questo momento, che se vogliamo interpretare come traviamento, rientrerebbe benissimo anche nella storia del cristiano esemplare, che poi supera il traviamento. Dante torna alla memoria di Beatrice e soltanto alla memoria di Beatrice. E poco prima del finale c'è l'episodio bellissimo dei pellegrini che attraversano Firenze per andare a Roma al Giubileo, e Dante si meraviglia che sia possibile che non si accorgano di quanto è triste e desolata la città, che lui non nomina mai nella Vita Nuova, ma che noi sappiamo essere ovviamente Firenze, la città di Beatrice, quanto è triste perché è rimasta orba di questa donna meravigliosa. Dopo l'episodio dei pellegrini che attraversano questa mesta Firenze, Dante vede
l'anima di Beatrice nell'Empireo, nell'alto dei cieli, e poi il testo della Vita Nuova si chiude con questo breve brano che è un brano sinceramente enigmatico. Leggiamolo e poi vedremo perché. Allora, concludendo dice Dante, appresso questo sonetto, cioè l'ultimo sonetto dove si vede Beatrice appunto nell'alto dei cieli, apparve a me una mirabile visione. Non dice precisamente che visione sia, ma dice questo: nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potessi più degnamente trattare di lei, e di venire a ciò io studio quanto posso, siccome ella sa veracemente, sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per quanti anni, io spero di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna, e poi piaccia a colui che è sire della cortesia, che la mia anima sen possa agire a vedere la gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui qui est per omnia secula benedictus. Amen. Quindi una conclusione veramente da preghiera, ma anche una conclusione, dicevo, enigmatica. Dante promette al lettore che non parlerà più di Beatrice, che non scriverà più di Beatrice, fin tanto che non sarà in grado, non sarà capace di poter scrivere per lei qualcosa di così alto, di così nuovo, che non è stato mai scritto per nessun'altra donna. E naturalmente qui vedere la promessa del poema sacro, della commedia, è facile. Però questo è un vero problema, perché che Dante possa aver concepito la commedia come la conosciamo noi oggi, prima dell'esilio, è impossibile. È impossibile. Tutto, fin da subito, ci parla di un Dante in esilio. Dunque siamo dopo l'anno 1300, per forza di cose. Tant'è che la visione è immaginata nell'anno 1300. E allora che cos'è questa promessa? Promessa di cosa? Probabilmente Dante aveva in testa un disegno che poi, strada facendo, si è trasformato nel poema che noi oggi conosciamo, ma che certo all'altezza del 1295 non poteva concepire in questi termini. Sarà probabilmente una prima idea di un poema su Beatrice nell'alto dei cieli, su Beatrice in paradiso, vero? Ma quale, come sia, non si può sapere. C'è una famosa lettera di un frate Ilaro, vero, che addirittura dice che questo poema era in latino, addirittura darebbe l'inizio, ma insomma è stato dimostrato che è tutt'altro che credibile questa notizia, quindi dobbiamo anche rassegnarci a non sapere esattamente come si passi da questo finale della Vita Nuova al poema della commedia. Tuttavia, ecco, vorrei concludere proprio tornando a questo rapporto veramente inscindibile tra i due testi. Un rapporto di complementarità, c'è poco da fare. In che senso il libro della Vita Nuova può essere il libro dell'amore infelice, che poi, vero, si completa con il viaggio ultraterreno. Ma è chiaro che l'amore in terra non può mai essere pieno e felice per il cristiano. Mentre, vero, il viaggio nell'aldilà porta Dante a rivedere Beatrice, ma Beatrice diventata puro spirito.
tutto ciò, cioè il racconto complessivo del dittico Vita Nuova più commedia, a me fa pensare in maniera evidente al mito di Orfeo ed Euridice. Un mito che è poco presente in Dante, anzi direi per nulla, e già lo diceva uno studioso che mi fa piacere ricordare qui nella sua Venezia, vero? Cioè Giorgio Padoan, nella voce dell'enciclopedia dantesca dedicata appunto al mito di Orfeo, diceva: è strano che Dante non parli mai, sì, parla del mito di Orfeo che ammansisce gli animali, eccetera, ma del mito di Orfeo, della catabasi di Orfeo, vero? Che va nell'Ade a riprendere la moglie morta e poi, ricorderete, non ottempera al monito che gli danno gli dei, vero? Infernale, di non voltarsi, si volta e la riperde di nuovo. Euridice muore una seconda volta. Ora, Dante è, se questo vero, è vero, Dante è un nuovo Orfeo, ma un Orfeo cristiano. Come Orfeo dice, almeno nel racconto del mito che fa Ovidio, vero? Nel 10° delle Metamorfosi, causa vie est coniunx. Quindi, vero, il motivo del viaggio è ritrovare la moglie. Ma nel 31° del Purgatorio, quando Dante ritrova Beatrice nel paradiso terrestre, dice volgi Beatrice, o meglio, insomma, fa dire alle 3 ninfe che cantano, ma è lo stesso. Volgi Beatrice, volgi gli occhi santi al tuo fedele, che per vederti ha mossi passi tanti. Cioè il viaggio di Dante ha lo stesso movente di rivedere la donna morta, vero? Ma qui non morta, anzi viva, e viva della vera vita, quella dell'anima, quella, vero, che il cristiano vive nell'aldilà se è stato un buon cristiano. E quindi vero, questa filigrana del mito di Orfeo dietro al dittico dantesco si deve intravedere, mi sembra ancora più chiaro in che modo la Vita Nuova sia il prosimetro elegiaco dell'infelicità, che poi solo, vero, perché appunto racconta tante cose, ma racconta anche la morte della donna in terra, che poi, vero, Dante ritroverà, ma ormai pura anima beata, come dice il suo nome, no? Beata, cioè Beatrice che dà la beatitudine e che è beata, la ritroverà nell'aldilà dopo questo viaggio ultraterreno. E ora, se permettete, se ho ancora proprio 2 minuti, io concluderei con la lettura della poesia certamente più celebre della Vita Nuova. Non ce l'abbiamo trascritta, ma credo che sia nella mente di tutti, vero? È il sonetto Tanto Gentile, che è appunto uno di quei sonetti proprio, diciamo, stilnovistici, no? O dovremmo dire in termini da Vita Nuova di stile della lode, vero? Che vengono inseriti da Dante subito dopo la canzone Donne che avete intelletto d'amore che abbiamo letto, e poi subito dopo, come è il caso di Tanto Gentile, la canzone Donna pietosa che non abbiamo letto. Allora, con questa lettura poi concludiamo questa chiacchierata di stasera. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, c'ogni lingua deven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si mova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Grazie.
È costume aggiungere poche parole di commento, ma credo che di commento potrei dire solo questo, che per la sua squisita discrezione Stefano Carrai ha più volte consultato l'orologio durante la sua conversazione. Credo che nessuno di noi l'abbia fatto perché le sue parole ci hanno portati fuori dal tempo in un certo modo. Credo che se ci proponesse di ricominciare chiederemmo di ricominciare. È il miglior congedo da questo ciclo di pagine cordiali, migliore anche nel senso che per la sua elevatezza, per la sua cordialità nel senso che noi vogliamo dare a questa parola, è il miglior invito a ritrovarci, possibilmente ancora con Stefano Carrai, l'anno prossimo per il nuovo ciclo di pagine cordiali. Arrivederci. Grazie. Molto bene, proprio esattamente quello che...